Pier. No, lascialo acceso.
Signore e signori, buonasera. Ci scusiamo per il ritardo dell'inizio della serata dovuto al fatto che l'apertura comporta sempre qualche piccolo aggiustamento in corso, pochi minuti e la serata avrà inizio. Grazie.
Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Vuole essere come al solito un saluto informale per dare il via a questa 26esima edizione di Musicultura con la fase delle audizioni live. È informale, ma così non vorrei che fosse troppo informale. Io volevo un po' di gente, un po' di sostenitori, quelli che ci hanno accompagnato lungo il percorso, le chiamerò una alla volta e poi resteranno qua, perché sennò in queste condizioni di precarietà, come potete immaginare, mi sento ancora più solo. Siamo riusciti a partire e penso che riusciremo ad arrivare in qualche modo, malgrado le difficoltà che voi potete immaginare. E abbiamo scoperto quest'anno, a differenza sempre inversamente proporzionale alle difficoltà che uno incontra ormai da anni, va avanti così la cosa, abbiamo scoperto che l'eterogeneità che ci accompagna quest'anno nella fase delle audizioni è incredibile. Sono presenti tutti i generi di musica praticamente che conosciamo, quasi tutti. Sono presenti tutti i rappresentanti di ogni regione del nostro paese che con il loro background, con le loro tradizioni popolari, la strumentazione recuperata e riadattata a sonorità moderne. Quindi vedremo anche quest'anno il meglio dell'Italia compositiva e interpretativa che in questo momento passa. Io ogni volta mi ripeto dicendo che l'unica cosa appunto che non è assolutamente in crisi è la creatività, ve ne accorgerete, perché il livello è molto molto alto e la difficoltà diventa sempre maggiore nel poter scegliere coloro che poi saliranno sul palcoscenico dello Sferisterio. E accompagnato a questo abbiamo anche quest'anno avuto il mondo artistico, gli artisti insomma che conosciamo, che ci continuano a sostenerci e ci tributano stima e affetto e hanno piacere di venire, hanno piacere di interfacciarsi con questa nuova leva di giovani che compone generi musicali che a volte richiamano, e questo non è un dato negativo secondo me, il fatto che ci siano delle citazioni di grandi capolavori o di grandi generi musicali che hanno accompagnato generazioni intere. Quindi è con estremo piacere che diamo il via a questa fase che io ritengo tra l'altro che è la più curiosa, la più particolare, quella che veramente ci fa vedere che cosa bolle in pentola. E questo saluto iniziale vorrei che fosse accompagnato oltre che dalla mia presenza, appunto, che vi ha introdotto, anche da coloro che nel corso di questi anni ci sono stati sempre vicini e ci hanno sostenuto per come potevano sostenerci. Innanzitutto noi siamo qua a Macerata da più di 10 anni e siamo ospiti, totalmente ospiti, della Società Filarmonica, e quindi un saluto del presidente Alfonso Cacchiarelli, che io chiamo. Buonasera a tutti, ho il piacere di dare il benvenuto a tutto lo staff di Musicultura che anche quest'anno ci hanno dato la loro presenza, alle autorità presenti e a tutti voi presenti in sala. Con soddisfazione devo dire che anche quest'anno, 26esima edizione e credo da circa 10 anni, la Filarmonica ha il piacere di ospitare le audizioni dal vivo che sono, come diceva Piero, forse la parte più interessante di tutta la manifestazione, perlomeno da parte mia ritengo questa una cosa del genere. La collaborazione con loro è iniziata da diverso tempo e la grande professionalità che hanno sempre loro dimostrato sul campo ha reso possibile che la musicultura crescesse negli anni sempre più fino a diventare un momento molto importante a livello nazionale per quanto riguarda il panorama della musica d'autore. Io non devo dire altro che a Piero di essere con noi,
mi onoro di essere un suo amico, e augurare a lui e a tutti quanti i suoi collaboratori di avere quel grande successo che meritate da tempo, e in bocca al lupo, che tutto vada bene come gli anni passati. Grazie. E noi siamo appunto da più di 10 anni a Macerata, nella città di Macerata, e da lungo tempo siamo assistiti con coraggio dal sindaco Romano Garancini. Grazie Piero, poche parole per dire che se Macerata aspira ad essere città creativa dell'UNESCO in un progetto, nell'ambizione di tutti i protagonisti, lo dobbiamo anche a Musicultura, che è una città, che è una idea creativa della musica dei giovani, e quindi il sostegno, come dire, è reciproco. Parole d'ordine: la sorpresa che c'è sempre in ogni occasione e l'energia che riesce a dare l'inizio delle audizioni, le 9 bellissime serate che trascorreremo insieme, e questo, come dire, dà speranza, dà forza e ci aiuta a pensare positivo. La seconda parola d'ordine è resistere, resistere e resistere, perché io penso che ce la faremo in una fase complicata, e quindi più stiamo insieme e più naturalmente potremo ancora andare avanti per tanto tempo. Ancora una volta Musicultura e Macerata. Grazie. Come sempre noi ascoltiamo le proposte che ci vengono appunto che vengono proposte sul palcoscenico della Filarmonica, e esistono, non chiamiamole giurie, 3 tipi di blocchi che ascoltano questo tipo di proposte. 2 sono le giurie universitarie, e le università di Macerata e di Camerino sono quelle che ci hanno assistito fin da tempi remoti, direi, e hanno attivato, sono riusciti ad attivare dei servizi che altrimenti avremmo dovuto mettere in piedi, e quindi avremmo dovuto retribuire. Il rettore dell'Università di Macerata, Luigi Lacchetto. Grazie Piero, buonasera a tutti, è sempre un grande piacere partecipare a Musicultura, lo è per me che rappresento l'università, ma lo è soprattutto, come dicevi, per i nostri studenti, perché certamente gli studenti apportano, come dire, tutta la loro curiosità, la loro voglia di partecipare a una manifestazione come questa, ma Musicultura per loro è anche un grande laboratorio, perché vengono a contatto con una macchina organizzativa di veri professionisti di una grande manifestazione, quindi un'occasione preziosa per loro per crescere. E uno dei scopi fondamentali dell'attività universitaria è questa, è crescere insieme, fare esperienze e già guardare al mondo, come dire, del lavoro, al mondo che sta dopo l'università. Quindi tu dicevi Piero siamo un po' soli, no, non sei solo, noi continuiamo ovviamente a guardare a Musicultura per quello che possiamo, con impegno e soprattutto con entusiasmo, perché una manifestazione come questa, come poche altre, riesce davvero a emozionare e entusiasmare. Quindi grazie a voi per quello che fate, e cercheremo di continuare su questa strada. Saluto e ringrazio Marcello Lamatina, che è il nostro agente all'Havana, oltre che ai nostri ragazzi, perché continuino così. Grazie a tutti. Porto anche il saluto del Presidente della Provincia Tonino Pettinari, che ha confermato l'impegno anche quest'anno per quanto riguarda la manifestazione appunto Musicultura, e non è potuto essere presente, quindi saluto anche a suo nome,
e invito per un saluto una persona che veramente ci è stata vicina nel progetto, direi, cioè è riuscita a parlare più che altro il nostro stesso alfabeto, quindi la stimo soprattutto per l'individuale che porta con sé, per quello che è come persona, anche se poi ci ha tagliato di 100.000 euro, ma questo non ha importanza. Pietro Marcolini. L'amicizia è sincera come dalla premessa. No, so che tutti quanti state aspettando le prove, una conferma insieme a questa straordinaria compagnia che Piero insieme a Nanni Pieri mettono insieme da 26 anni e che riesce a suscitare entusiasmi, disponibilità, tra l'altro intercettando una vocazione artistica del presidente della Società Filarmonica Alfonso, e nelle nostre sgangherate casse vuote riusciamo ancora a recuperare meno di quanto servirebbe, ma grazie anche al volontariato e alla qualità che viene messa insieme con Musicultura riesce ad andare ancora brillantemente avanti. Una battuta soltanto che ogni anno voglio ripetere, perché chi non ha una casa discografica o un canale radiotelevisivo di questi tempi può essere, come dire, anche Bob Dylan, ma non riesce a farsi conoscere. Ecco, questo è, io penso, il più importante, se non l'unico appuntamento che valuta in maniera terza, con qualità, le qualità emergenti, altro che fattore X o talent vari, in maniera ponderata dà la possibilità a giovani artisti di qualità di potersi affermare. Quindi un complimento e una presenza dovuta che io spero, come dire, riuscirà a superare anche le difficoltà del momento e allargare ancora una volta l'orizzonte per il futuro. Grazie a voi. Questo lo abbiamo sempre fatto e penso che tutto il mondo artistico, giovanile o meno, quello che è presente, sia riuscito a trovare, trovi ancora un tetto. Io mi auguro che con il futuro, con il tuo futuro, trovi anche le pareti. Vedremo cosa succederà. L'assessore alla provincia Massimiliano Bianchini, che da sempre, indipendentemente dal fatto del trasferimento di Macerata, è stato legato a Musicultura proprio perché ama questo tipo di manifestazione e l'ha sempre seguita con grande affetto. Mi piace questa cosa dell'amore, dell'affetto. No, intanto grazie, portavo appunto i saluti anche al presidente Pettinari, come è stato già detto. Quando si chiude Musicultura in estate, almeno per quello che mi riguarda, diciamo, si pensa subito a quando si inizia un ciclo e soprattutto quando si viene qui al Teatro della Filarmonica, che per me è come se fosse un primo giorno di scuola, bello, non è che tutti i primi giorni di scuola erano così belli, è un primo giorno di scuola che ci permette di essere in felicità e anche in amicizia con tante persone che ci rivediamo proprio in questo splendido teatro. Perciò per fortuna esiste la Musicultura in Italia, in un paese normale forse ce ne sarebbero tante, in realtà in Italia per fortuna, per quella vocazione che diceva anche il sindaco, ce l'abbiamo qui a Macerata, ce l'abbiamo tenere stretta e lo ringraziamo sempre, appunto, come ha detto bene Pietro Marcolini, Cacchiarelli, che ci permette in questo splendido teatro, che fa parte pienamente della storia dei beni culturali di questa città, diciamo, essere qui e perciò godiamoci lo spettacolo. Grazie. Allora abbiamo finito, ci siamo salutati e vi abbiamo salutato, quindi possiamo dare inizio. L'unica proposta che io lancio per una sopravvivenza felice, insomma, della città di Macerata e delle sue iniziative è: mettiamoci a un tavolino e vediamo se è possibile costituire un soggetto unico tra la lirica, musicultura, che possa poi negoziare in modo più forte sia da un punto di vista mediatico, e parlo della RAI per esempio, sia da un punto di vista commerciale. Potrebbe essere un'idea. Buonasera.
Allora, buonasera a tutti. Normalmente aspettavate la sigla e tra poco ci sarà, però stasera eccezionalmente abbiamo ascoltato qualcosa di particolare da un ragazzo che è arrivato a Macerata con i suoi demo e ci è sembrato giusto in extremis accoglierlo su questo palco per far giudicare anche voi. Quindi lo ascoltiamo brevemente e poi cominceremo con le audizioni, diciamo così, ufficiali. Prego, è proprio venuto così come era. Buonasera e scusate la mise, di solito ci tengo alla camicia e alla giacca, non dico alla cravatta ma almeno a quelle due e quindi siccome poi domani sono in concerto qui vicino, ci siamo sentiti con Ezio e come sempre ho voglia e piacere di essere qui. Questa è la seconda volta che vengo qui dentro, proprio la seconda, la prima facevo le mie audizioni e da lì poi è partito tutto il cinema, tutta quella che è la mia piccola carriera. E quindi mi sembra giusto farvi sentire, invece che le canzoni che sono passate dai media, alle radio e dalle televisioni, una canzone che si chiama L'Altalena Blu ed è l'ultima traccia del mio primo disco. È una canzone un po' sconosciuta, però è la mia canzone del cuore. E come la prima volta, da inedito, ve la faccio sentire. Grazie. Mi hanno punto, mamma aiutami, uno spicchio d'aglio, tutto passerà. Son sospeso a seggiola, la mia cioccolata si è nascosta là. Metti il cappello
Grazie. Grazie. Renzo Rubino. Grazie Renzo. Grazie. E ti approfitterei della tua presenza, Renzo? Sì, perché mettiti pure il cappotto. Sì, anche perché qui c'è un po' di aria. Stiamo per entrare quindi nella 26esima edizione, ma mi piacerebbe farlo ricordando l'ultimo atto di un'idea, di un progetto importante della 25esima edizione, che riguarda la nostra collaborazione con l'Università di Macerata, e vorrei chiamare per l'appunto il rettore Luigi Lacchè dell'Università di Macerata, perché può utilizzare anche la scala centrale. Salve, buonasera. Io lascerei la parola direttamente a lei per raccontarci che cosa stiamo per fare. Sì, stiamo per premiare 3 nostri laureati che, sulla base di un premio che l'Università e Musicultura l'anno scorso hanno istituito proprio per il 25esimo, chiedendo, come dire, come pegno di scrivere una tesi dedicata ai 25 anni o ad aspetti della vita di questa grande manifestazione. Quindi musicultura, ma più in generale anche mettere sotto la lente di ingrandimento della filologia, della filosofia, della poesia, della letteratura più in generale, la canzone popolare d'autore. Perché musicultura, la storia di musicultura è un pezzo importante del rapporto tra la grande letteratura, la poesia, il verso e la canzone. E quindi io sono molto contento che dei nostri ragazzi, dei nostri laureati abbiano accolto questa sfida e l'abbiano portata a termine con risultati così positivi. Mi fa piacere che stasera sia Renzo Rubino a premiare, che è un loro coetaneo, è un grande talento, ci fa molto piacere. Grazie, e perché fa parte di questa storia di 25 anni ormai, è uno di famiglia. Io vorrei introdurvi i neodottori, i premiati, e quindi chiamo sul palco Maria Silvia Marozzi, dottoressa in lettere moderne, Francesco Matassa, dottore in filologia moderna, e Lucia Santarelli, dottoressa in scienze della comunicazione. Maria Silvia Marozzi si è laureata con una tesi dal titolo Musicultura, questa musica leggera che ci fa sognare, che ha avuto come relatore il professor Marcello Lamatina, che fa parte, come sapete, anche della nostra giuria d'ascolto. Francesco Matassa si è laureato con una tesi intitolata La canzone d'autore moderna, indagine semiotica tra letteratura e paraletteratura. Un titolo impegnativo, ma non so se avrete modo di leggerle, ma saranno disponibili anche a breve sul sito di Musicultura, per cui vi invito poi a farlo. Complimenti. Ancora, sempre il relatore di questa tesi è stato il professor Marcello Lamatina. Ed infine Lucia Santarelli, che si è laureata con la tesi intitolata 25 anni di musicultura, l'evoluzione del festival attraverso i media, che ha avuto come relatore la professoressa Lucia D'Ambrosi. Congratulazioni. E grazie per aver scelto di intersecare un passaggio importante del vostro corso di studi con la storia di musicultura. Di nuovo congratulazioni, e vorremmo lasciarvi un ricordo concreto anche di questo ringraziamento e approfittare di Renzo per la premiazione vera e propria. Allora, questa è la tesi che va a Maria Silvia Saviozzi,
Marozzi, scusami. C'è pure un Cadoni. C'è anche l'omaggio, dico. Non sono abituato a premiare. Francesco Matassa. Sono studiate per cadere queste targhe, per cui congratulazioni. Non sono tanto bravo a consegnare i premi. Quando ho ricevuto il premio della critica a Sanremo l'ho rotto la sera stessa. Ecco, per cui è meglio se allora facciamo così, guarda. Questo lo do io a Lucia Santarelli. Grazie, congratulazioni. Ci mettiamo un attimo al centro per una foto tutti insieme. Prego, fatevi avanti, un po' avanti, a favore di un po' più avanti. Prego. Grazie. A questo punto facciamo buio. Grazie di nuovo per essere qua con noi e partiamo con la sigla della 26esima edizione di Musicultura. Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà, nel tempo che verrà, e scenderà giù per la collina, da nuove città. Stai qui con me, stanotte piove, e piove su noi, che non ci incontriamo mai. Lei verrà, ma d'estate, lei verrà, perché aspetto già, e scenderà, forse di mattina, dal fiume che va. Per noi avrò strane parole, quelle che non riesco a dire mai, parole di cui ti vergogni. Ci sarà il sole nella stanza in fondo agli occhi tuoi, amore che non dai più sogni, amore che non dai. Io ne ho già sete. Scenderà, forse di mattina, dal fiume che va. Per noi avrò strane parole, quelle che non riesco a dire mai, parole di cui ti vergogni. Ci sarà il sole nella stanza in fondo agli occhi tuoi, amore che non dà più sogni, amore che non dà. Amore che non dà più sogni, amore che non dà.
Di nuovo buonasera a tutti. Sono quello che prima era sopra e adesso è qua. Allora, siamo pronti per cominciare gli ascolti di questa serata. Benvenuto a tutti di nuovo, un saluto e un grazie ai ragazzi delle Università di Macerata e di Camerino che ci affiancheranno in questo lavoro di ascolto e che sceglieranno anche al loro insindacabile giudizio uno dei 16 finalisti. Presento coloro che siedono qui con me al tavolo. Dall'estrema destra Roberto Giambò, docente presso l'Ateneo di Camerino. Marco Maestri, compositore e fedele presenza in questo contesto. Ciao Marco. All'estrema sinistra Marcello Lamattina, che abbiamo prima nominato e adesso è qua con noi. Stefano Bonagura, critico e giornalista musicale. Il nostro direttore artistico Piero Cesanelli. Io mi chiamo Ezio Nannipieri, ma quello che conta è che accanto a me ci sia Mariella Nava. Grazie Mariella. Che ci fa l'onore di ascoltare stasera con noi le proposte e naturalmente ha preparato qualcosa per dopo. Cominciamo con la prima proposta della sera, il nostro benvenuto e in bocca al lupo a Davide Di Rosolini. Ne avrete già sentite tante di storie d'amore, ma sono solo poche che vi spezzano il cuore, proprio come quella che vi sto per raccontare, che per 15 giorni mi ha fatto alcolizzare. La incontro una sera insieme a degli amici miei in un locale alternativo col 17 Palomei. Lei ballava allegramente un brano di Nick Cave, nonostante prima di allora fosse stata sola in rave, dove si calava molte droghe per vedere il paradiso che quel giorno vidi incrociando il suo sorriso. Ragazza alternativa che mi ha fatto innamorare, ragazza alternativa io ti vorrei sposare, ragazza alternativa che mi ha fatto innamorare, ragazza alternativa ma perché non me lo vuoi? Siamo stati insieme un'intera giornata, ma tu mi parlavi sempre delle materie che ti eri data, della tua casa a Bologna e del tuo cane di razza e delle manifestazioni comuniste fatte in piazza. Definivi punk a bestia per quella tua kefia all'Arafat, e pur dentro la tasca avevi sempre il bancomat. Lo sapevo che eri stronza, ma con te ci stavo lo stesso, con la vaga speranza di fare del sesso. Ragazza alternativa che mi hai fatto innamorare, ragazza alternativa io ti vorrei sposare, ragazza alternativa che mi hai fatto innamorare, ragazza alternativa ma perché non me la vuoi? Io per star con te ho fatto molti sacrifici, mi sono fatto prendere per il culo da tutti i miei amici che mi vedevano vestito strappato e con in mano un guinzaglio dove tenevo un cane meticcio che aveva un vestito per sbaglio. Poi venivo con te a tutte quelle manifestazioni a sopportare i tuoi amici stronzi e a farmelo. Per te mi sono trasformato in un alternativo perfetto, ma nonostante ciò non mi hai portato nel tuo letto.
Ragazza alternativa che mi hai fatto innamorare, ragazza alternativa io ti vorrei sposare, ragazza alternativa che mi hai fatto innamorare, ragazza alternativa, ma perché non me lo vuoi? Si può dire. Il dramma. Io ricordo ancora quando mi lasciavi, te ne sei andata via con quel tamarro maleducato, nel suo Mercedes nero, molte sere ti ho rivista, senza il tuo cane di razza, senza lato che fai in testa. Poi una sera ti ho beccato davanti all'automatico dei preservativi e subito dopo nella sua macchina salivi, quindi ho avuto la conferma che a lui me l'hai data, dopo averci trascorso insieme nemmeno una giornata. Ragazza alternativa che mi hai fatto innamorare, ragazza alternativa io ti vorrei sposare, ragazza alternativa tu non sei per niente strana, ragazza alternativa sei una grandissima Grazie. Il prossimo brano, siccome a Musicultura è un concorso serio, volevo comunque fare qualcosa di serio, il clou. Mi sono preparato questo brano, che tra l'altro è uno che abbiamo anche un po' concordato con un po' la giuria, hanno detto ma dai fai questa, perché hanno scelto all'inizio, io devo dire sono testardo, non mi trovavo molto d'accordo, abbiamo trovato st'accordo, ecco. E la maggiore, praticamente io nonostante suono la chitarra da anni odio i chitarristi, cioè tutti. Vorrei fare la classifica. Al terzo posto della classifica dei chitarristi che odio c'è il chitarrista virtuoso heavy metal. Il chitarrista virtuoso heavy metal è quello che ha fatto 27 anni di accademia di chitarra moderna, che tu quando vai al concerto con gli amici tutti felici a pogare con il vino, a un certo punto lui entra con l'assolo. 35 minuti di scale infernali velocissime, dove deve mettere alla luce tutto quello che ha imparato in 27 anni di accademia di chitarra moderna, sweep picking, tapping. Dopo 35 minuti da solo vedi il batterista disidratato che non ce la fa più e gli urli dal palco: basta, lo stai uccidendo! Ma lui nel volume infernale dell'heavy metal vede solo un ragazzino che gli fa, si gasa ancora di più. L'assolo diventa immortale. L'assolo, il batterista no, viene all'elisoccorso, lo prende, lo porta al presidio ospedaliero più vicino, in prognosi riservata. Ma al secondo posto della classifica dei chitarristi che odio, perché ormai la musica ha raggiunto veramente livelli e evoluzioni strane, e al secondo posto c'è il chitarrista indie rock. Chitarrista indie rock, a differenza di quello virtuoso heavy metal che ha fatto 27 anni di accademia di chitarra moderna, lui manco una settimana, nemmeno dall'amico a dirgli, sai l'amico che gli dice ma vuoi che ti insegno il judo? No, che me ne faccio? Lo vedi vestito fighissimo in quel locale fighissimo a fare quel ritmo fighissimo che fa. Ogni tanto c'è la variazione che è una pausa. E come fai a riconoscere il chitarrista indie rock? Entri nel locale figo e trovi 4 amplificatori, 7 chitarre, 129 effetti analogici a pedale e chiedi al gestore ma quanto cazzo di chitarristi hanno sto gruppo? E lui ti risponde no, uno, come uno. Lo ti presenti, non si sa mai la reincarnazione di Jimi Hendrix, ciao sono Davide con un po' d'ansia, ma come mai 4 amplificatori, 7 chitarre, 129 effetti analogici a pedale? E lui ti risponde sempre serio: sai, io ogni canzone ho bisogno di un sound diverso. Ti vedi il concerto, ti bevi la birra incuriosito, a fine concerto ci vai, gli ristringi la mano e glielo dici, comunque te ne accorgi solo tu. Ma al primo posto della classifica dei chitarristi che odio c'è il chitarrista che potete trovare ovunque, in tutti i concorsi, a Musicultura, a Premio D'André, nella trattoria di paese, ovunque. Ed è il chitarrista che io definisco il chitarrista parlante. Il chitarrista parlante è quello che proprio non ce la fa, è più forte di lui, deve per forza cantare con la bocca tutte le note che fa durante l'assolo. Vi faccio l'esempio pratico. Ma perché stai facendo così?
Cioè, vattene dal logopedista, fatti aiutare, fai qualcosa. Ma approfondendo questi studi socio-patologico, antropologico sui chitarristi, sono venuto alla conclusione che nascono tutti dalla stessa esigenza: pavoneggiarsi. A noi chitarristi piace metterci in mostra, se no che cazzo veniva a musicultura per i soldi che tanto non li... Vengo perché mi devo mettere in mostra, poi è pieno di belle ragazze. E quindi farò questo brano proprio che si intitola Ma spacchio, che significa nella traduzione letterale del mio paese, a Bolzano, io mi pavoneggio. È un pezzo difficilissimo, solo per scriverlo ho dovuto fare 27 anni di Accademia di Chitarra Moderna, 14 di chitarra classica, 15 di orchestrazione per big band, 12 di pianoforte complementare, 15 di teoria e solfeggio e 21 di kung fu. E ora lo faccio. Paura, eh? Per me fare il musicista perché non faccio manete di buono, poi un giorno mi ritrovo senza un normale lavoro. C'è chi dice che mi deve trovare qualcosa di serio da fare. C'è la guerra, c'è la crisi, non ce ne si commessi, ciò non si può campare. Ma dico tutte queste persone che sprecano parole sono invidiosi perché io me ne fotte ma spacchi. Slepo come un basso, se sopra un cesso, e me ne accorgo adesso che fosse un pazzo. E poi lo sanno tutti come la mia situazione, e un giorno mi daranno questa cazzo di pensione. Bellissimo questo effetto, no? Allora quando faccio effetti così belli voi in modo molto spontaneo potete fare tipo ok. Per l'invalidi. C'è chi dice che non fa per me fare il musicista perché se contributi non pagherò una pensione, ma ce l'avrò. Però io mi ne fotte ma spacchio. Slepo come un basso, sopra un cesso, e me ne accorgo adesso che fosse un pazzo. E poi lo sono tutti come la mia situazione, e un giorno mi daranno questa cazzo di pensione. Se n'è. Ce n'è? Ce n'è! Complimenti per gli integratori che prendete, che sono per invalidi. Grazie. L'ultimo brano della trilogia di Guerre Stellari che sto facendo stasera è un pezzo serio, perché mi hanno consigliato giustamente la canzone che ti porta avanti in concorsi del genere. Io ho fatto una canzone su Gelsomina, che è una mia piccola amante, ex piccola amante. Ho avuto un sacco di ragazze, perché voi non lo sapete, ma io in realtà sono un sex symbol, vero? E quindi niente, ho avuto Cristina, l'ho lasciata in maggio, poverina, non sopportavo il suo modo di mangiare il brodo, cioè mangiava, facevo, non lo potevo sopportare, proprio. E che cazzo, Poi l'altra Marianna risotti, la mattina risotti, il pomeriggio risotti, insomma risotti, un po' me ne deve. Ok, ma Gelsomina no, Gelsomina è stata la migliore.
insegnato ad apprezzare anche il semaforo rosso. Li posso saltarti addosso, ma perché dura così poco adesso? Tu mi hai fatto notare che i semafori sono tanti, ma quando non c'eri tu, ti giuro, mi sembravano di più. Suonano i clacson e volano bestemmie dietro di noi. Al prossimo rosso faremo un altro giro se vuoi. Rosso di sera, l'amore si spera, e poi nudi sul pavimento in cucina facciamo piano gelsomina, che svegliamo la mia coinquilina. Tu mi hai insegnato che il pavimento non è buono per fare l'amore. L'indomani che dolore, lividi di ogni colore. Forse possiamo amarci anche senza toccarci. Basta suonare un pianoforte a quattro mani e con due bocche. Suonano i tasti e volano bottiglie dietro di noi. Di questo rosso faremo un altro giro se vuoi. Rosso di sera, l'amore si spera, e poi in giro se la mia ballerina gelsomina. Abbiamo fatto di nuovo mattina. Suonano i baci e muoiono i chilometri dietro di noi, e le carezze saranno a buon prezzo finché tu le vuoi. Piove intorno a noi mentre ti guardo, sorridere e arrossir dentro un incanto. Rosso di sera, l'amore si spera, e non so se ti ho mai detto prima che sei ancora più carina quando sei mia, gelsomina. Notare a nessuno hanno un'idea di me molto più alta. Bene, dovevo andare sulla sinistra però. Grazie. Ma insomma, che devo fare io qui da solo? Mi sto imbarazzando. Sono ipocondriaco, il mio cardiologo se n'è andato, era qui con me prima. Ah, eccolo. Grazie. Allora ragazzi, c'è una domanda o no? Non ho capito. No. Come no? Davide, ce l'ho io una domanda. Intanto volevo precisare che nell'ambito della performance hai detto che abbiamo conquistato alla fine i pezzi, ma hai fatto i pezzi belli, ma insomma l'accordo non c'è stato, tutti quelli No, che... su uno, sì. No, proprio nessuno, comunque va bene. Questo precisato, io ho avuto modo di conoscerti anche attraverso cosa proponi nella rete. La rete, come diceva
per darne uno, però televisione, anche per darne uno. Ne avete pure, ma può essere usata in bene o in male. Vedo che le cose che proponi sono molto molto intelligenti, soprattutto anche una cura e una vivacità nei video. Volevo sapere se questi video sono frutto di soggetti, regie tue o comunque nei quali hai un ruolo principale, oppure se hai una squadra, un team che lavora con te. Fondamentalmente ho molti amici che mi vogliono bene e con cui realizziamo questi video. Poi la sceneggiatura, insomma, e tutta la produzione la devo curare io. E quindi proprio anche, insomma, l'elenco delle scene sono ottime per risparmiare anche quel 10 euro che ci permette di pagare qualcuno. Sì. Però che fa bene alla produzione, ma non fa bene alla mia ansia. Allora io amo il teatro canzone, proprio alla chiave, insomma quello che si facevano oggi, quindi mi piace molto mischiare. Cioè secondo me ormai, oggi come oggi, la musica da sola non arriva, ci vuole dell'altro, bisogna costruirci intorno a altre cose e quindi cerco insomma di potenziare un po' tutto, un po' prendere le persone, portarle nel tuo mondo, raccontargli insomma anche il tema più idiota che può essere, non lo so, la chitarra, i chitarristi, cercare di proprio tesserarlo, farlo diventare qualcosa di esilarante, cercarlo, cerco di dopare le canzoni in questo modo. Sì, però comunque teatro canzone, cioè parto con l'idea. Che è una cosa, Davide, sono qui, leggendo anche le tue note e il numero di dischi che hai fatto, Per capire questo non bastano 3 pezzi, ci vorrebbero 2 ore, cioè nel senso, infatti uno dei miei drammi è stato quando voi avete selezionato dei brani che non mi sentivo rappresentato assolutamente, non perché quei brani non mi rappresentano, ma perché in fondo vedendo un po' chi partecipava al concorso avete in qualche modo ucciso la mia diversità, cioè praticamente vi è arrivato solo questo concetto di musicista che suona, che scrive delle canzoni, quando in realtà mi sento molto altro e la mia parte ironica è la mia parte più potente anche. Cioè, nel c'era senso, stasera però. sì, certo, c'era, però come diceva lui ho fatto, cazzo mi pare a me, non ho potuto, però l'ho fatto apposta perché volevo molto la mia diversità, non ha prezzo, non ha nemmeno, cioè, quindi doveva uscire in qualche modo e l'ho fatto. E quindi, sì, appunto come ti dico, è proprio difficile, cioè, conoscere una persona in 3 brani. A meno che non li scrive tutti uguali. Cioè, nel senso, Grazie Davide. Prego. Se non ci sono altre domande, sembra di no. Grazie Davide. Ciao.
se siamo pronti darei il benvenuto ad Elisa Genghini. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Elisa Genghini e vi canto 3 pezzi che ho scritto e che sono contenuti nel mio disco che è uscito a ottobre 2013. Questo si chiama Il giorno prima dell'amore. Il giorno prima dell'amore, le ore sono ore e non sono ere, lasciali da scontare. Il giorno prima dell'amore finisco tutta la riserva di parole, perché sono sicura che quando sarà lì con me, quando mi sfiorerà le guance parlando la sua lingua dolce, io non saprei cosa dire. Il giorno prima dell'amore mi preparo per la notte e poi vado a dormire. Il giorno prima dell'amore il telefono non è un nemico che non fa rumore. Il giorno prima dell'amore finisco tutta la riserva di parole, perché sono sicura che quando sarà lì con me, quando passeggeremo per le domeniche pomeriggio eterne, io non saprei cosa dire. Il giorno prima dell'amore, amore andava in rima con belle parole. Me le appunto tutte su un foglietto, prima che possano fuggire dal mio letto. Il giorno prima dell'amore, a volte amore andava in rima con dolore. Sicura che quando sarà lì con me, quando saremo felici alle cene, alle feste degli amici, io sono sicura che quando sarà lì con me a far rima con amore, sarà un televisore, sarà un aspiratore a portarne via l'odore. Il giorno prima dell'amore io metto l'orologio indietro di 24 ore. Grazie. Allora, io ho scritto sempre molte canzoni d'amore, anzi quasi tutte sono canzoni d'amore, tranne una volta che ho scritto un pezzo sui miei piedi, perché una volta mi hanno detto solo che, cioè, basta scrivere tutte queste canzoni d'amore, però qui canterò solo canzoni d'amore. Questa per esempio l'ho dedicata a una persona che una volta mi aveva detto: ah, guarda Elisa, io ti voglio tanto bene, ti amo un po'. E io ero molto contenta, eravamo molto felici, finché un giorno mi ha detto:
penso che questa cosa sia capitata a molte persone. Un giorno mi ha detto: sì, io ti amo un po', abbastanza, sei tanto carina, sei tanto amabile, però io ho preso un biglietto per l'Australia e ho deciso di partire e non torno più. E io ci sono rimasta un po' male e quindi ho scritto questa canzone un po' per consolarmi e ho immaginato che questa persona fosse Ulisse. Invece in realtà credo che Ulisse fossi io. E dopo questa canzone mi sono un po' messa in viaggio per altri lidi. E questo pezzo si chiama Canto per Ulisse. Tu che mi hai fatto crescere, togliendomi degli anni dalle spalle. Tu che mi sei in profondità, leggero come ali di farfalle. Per te che ho detto sì a tutto il buono che ho scoperto avere intorno. Oh. Per te che adesso parti e non prenderai mai un biglietto di ritorno. E mentre guardavamo Gibilterra mi indicavi l'orizzonte. Io con gli occhi non riuscivo ad andare un po' più in là della tua fronte. E tu Ulisse amato te ne vai, bello di fame e di sventura. Ed io rimango a tessere una tela incerta e piena di paura. E tu Ulisse amaro, io lo so che devi andare, devi farlo. Ed io che vorrei tessere il futuro e non è dato di saperlo. Oltre Gibilterra c'è l'Atlantico e tu sei così pacifico. Io so che la distanza, quella vera, non si conta con i passi. Ma è nella nostra testa che leviamo muri e poi scaviamo fossi. E tu che vuoi sentire il mondo e vai, e rimango e mi domando se non sarebbe peggio vivere in due mondi pur seduti accanto. Lo sai che il tiglio primavera emana il suo profumo dalle foglie. Piange il mio respiro che lo sente, non lo vede né lo coglie. E catturarlo è inutile per quanto sia difficile lasciarlo. Come te, che il tuo passaggio dentro me è sacro, posso solo contemplarlo. Oltre Gibilterra c'è l'Atlantico. Sei così pacifico. Oltre Finisterre c'è l'Atlantico e tu sei così pacifico. Grazie. Questo pezzo si chiama Tutto sommato è una canzone d'amore, tanto per rimanere in tema, e lo dedico a tutti quelli che sono innamorati, che hanno dei rapporti anche un po' bizzarri, di quelli non convenzionali. E quindi lo dedico a tutte queste persone qui. Tutto sommato è una canzone d'amore.
banale sì, ma io davvero. Sento il dovere di elencarti tutti i motivi che in tutto questo tempo non sono riuscita a dirti. Ti amo perché quando dormo, dormo e non ti penso. Ti amo perché senza di te le cose hanno ugualmente senso. Ti amo perché quando non mi chiami è perché hai da fare. Tu inventi storie, io vado a lavorare. Ti amo perché questo fa rima. Che tu sia Heathcliff ed io Caterina. Ti amo perché mi arrabbiavo quando non pulivi il bagno, perché io sono Gwen, tu sei l'uomo ragno. Ti amo perché ogni frase dolce la prendiamo come un gioco. Ti amo perché se ami un'altra lo so che è per poco. Ti amo perché non sei un'anima gemella, perché non sei il vampiro biondo ed io non sono bella. Ti amo perché più che Amleto e Ofelia per anni tu sei stato Aldo ed io Bedelia. Ti amo perché a fare i conti adesso sono più di 3 anni che non facciamo sesso. Ti amo perché siamo un altro, tu mi lasci andare, aspetti lungo il fiume il suo cadavere passare. Ti amo perché piuttosto che dirti ti amo avrei strappato la mia lingua e lanciata via lontano. Ed ecco, sarai contento perché dopo tanti anni scrivo una canzone che è solo tua. Ora che non sei, che io non sono tua. E dopo aver cantato io me ne vado via. Grazie. Funziona? Sì, ok. Volevo sapere, dunque, ci hai presentato canzoni d'amore, come Sì. hai ricordato tu. Leggiamo dalle tue note che hai scritto anche dei libri. Sì. Volevo sapere se anche in questo altro linguaggio l'amore è al centro della tua scrittura, oppure se in quel contesto ti risulta più congeniale parlare anche di altro. No, io rispetto alla scrittura sì, uso due registri completamente diversi, perché quando scrivo mi viene più da essere ironica. Infatti sia racconti che romanzi che ho sempre scritto cose più in chiave ironica e quasi, diciamo, comica, ecco, se posso così dire questa cosa qui. Invece quando scrivo canzoni esprimo più la mia parte malinconica, anche se in realtà molti pezzi che scrivo insomma, sono abbastanza ironici. Diciamo che l'ironia è una cosa che io cerco di usare il più possibile. È chiaro che nella prosa mi viene meglio, insomma, nelle canzoni metto anche molta più emotività, molta più così, più l'aspetto mio malinconico, poetico, insomma, questo. Sì, a questo proposito mi ricordo un tuo brano che ci hai mandato la canzone Nella buchetta. Sì. E
Mi chiedevo come mai non l'avessi fatto stasera, se per problemi tecnici oppure per scelta. No, perché mi hanno detto di fare questi 3 pezzi e io ho fatto questi 3 pezzi, se no avrei fatto anche molto volentieri Canzone nella buchetta. Elisa, una cosa che ti chiedo è se hai mai provato a rivoltare la questione che hai appena esposto, cioè a portare l'ironia nelle canzoni e a eliminare o a rendere parziale il contenuto malinconico all'interno delle canzoni. Questo lo hai fatto abitualmente? O sono 2 scritture tendenzialmente, come hai detto, separate? No, in realtà mi piacerebbe, insomma, ultimamente sto scrivendo dei pezzi nuovi in cui vorrei proprio accentuare l'aspetto comico-ironico. È più difficile secondo me, cioè bisogna stare attenti a usare le parole. Io sto molto attenta alle parole che uso, non vorrei mai scadere nel banale, nel dire delle cose. In realtà mi sento più a mio agio chiaramente a scrivere delle cose malinconiche perché sono fatta così, mi viene più distinto, però in realtà ci sto provando. In alcuni pezzi del disco, per esempio la canzone che ha citato prima, Canzone della buchetta, è abbastanza, insomma, ha un registro diverso, è quello che vorrei fare, insomma, nel prossimo disco. Grazie Elisa. Grazie Elisa, e vorrei anche precisare che in questo caso Elisa Genghini ha seguito scrupolosamente, noi suggeriamo dei brani da fare, questo per il pubblico è giusto che lo sappia, ma queste non sono richieste irrevocabili, quindi c'è la piena libertà poi di contravvenire. Per cui queste 3 canzoni d'amore non rappresentano tutto il suo mondo, è capitato che ci fossero concentrate nella stessa serata. Chiedo al direttore artistico per favore di moderare la voce. Grazie ad Elisa Genghini. Grazie a tutti voi di avermi ascoltato. È la volta di Paolo Russo, In bocca al lupo. Buonasera a tutti, inizierò con farvi ascoltare una canzone in siciliano intitolata O Fresco. Buon ascolto. O paese, per le strade del paese, ho capito ricchettese, sta la gente a tagliare, a ascoltare, a giudicare, alla chiazza del paese, con le giacche e le cammese, può passare un anno o mese, voglio fare all'amore gaio tempo a passeare, e passo tempo passa, ma la vita non cangia, si dorme, si travaglia, si passa e si mangia, e passo tempo passa, ma la vita non cangia, si dorme, si travaglia, si passa e si mangia, la la la, lai, lai, la la la, lai, la lai, la la la, lai, lai, la la la, lai, la lai. E le pazze do paese, non te crode sconsolate, con le canne a minze strade, che te sono sempre affamate, con le canne si spartono pane, te pazzo cane sto pezzo di pane, te pazzo cane sto pezzo di pane, per le strade do paese sta la gente assettata, in sta cauda giornata, l'hai sentito, che qualcuno ha sparato, che qualcuno ha moroto, io ne saccio mecce e mesco, gli stecca e me piglio fresco. E passo tempo passa, ma la vita non cangia, si dorme, si travaglia, si passa e si mangia, e passo tempo passa, ma la vita non cangia, si dorme, si travaglia, si passa e si mangia, la la la, lai, lai, la la la, lai, la lai, la la la, lai, lai, la la la, lai, la lai.
a domenica, alla messa, che la gente si confessa, o pare non capartare, dice a tutti che hanno a fare, fate bene, fate pace, co Signore se dispiace, do diavolo non vada a scandare, con la fede la mascacciare, cambia e vede, con la fede lo Signore vede e provvede, moscia, 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 gente nesce, mosce, 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 ogni donna vi minusci, io ne saccio un mecce mesco, gli stai che me piglio fresco. E passo tempo passa, ma la vita non cangia, si dorme, si travaglia, si passa e si mangia. E passo tempo passa, ma la vita non cangia, si dorme, si travaglia, si passa e si mangia. E passo tempo passa, ma la vita non cangia, si dorme, si travaglia, si passa e si mangia. La la la, lei, lei, la la la, lei, la lei, la la la, lei, lei, la la la, lei, la la. Grazie mille. La prossima canzone che vi faccio ascoltare è intitolata Relativamente. Relativamente mi lamento per niente, relativamente sono buono, relativamente non perdono, relativamente sono buono, non perdono, relativamente giudico la gente, relativamente non me ne frega niente, relativamente sono un demente, ma sicuramente non mi regolo secondo le tue regole. Mi regalo una regola, mi regolo secondo le mie regole. Mi regalo una regola, mi regolo secondo le mie regole. Ma quello che fai fa la differenza, quello che dici fa la differenza, come ti comporti fa la differenza, relativamente a come pensi tu, forse la vita è solo un déjà vu. Relativamente mi sembra solo ieri, quando ti cerco tra i miei pensieri. Relativamente come quando fuori piove ma non sai dove, relativamente come magica la nebbia, tutto svanisce ma non finisce, tutto svanisce ma non finisce, 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 ma non finisce. Mi sa che c'è chi sa relativamente. Mi sa che c'è chi sa, relativamente, mi sa che c'è chi fa, relativamente, relativamente c'è gente competente, relativamente non c'è stato divertente, relativamente mi lamento della gente che si offende facilmente. Ma relativamente nessuno si offende, relativamente nessuno se la prende, mi relaziono bene, mi relaziono male, mi relaziono relativamente, mi relaziono bene, mi relaziono male, mi relaziono relativamente, ma quello che fai fa la differenza, quello che dici fa la differenza, come ti comporti fa la differenza, relativamente a come pensi tu, forse la vita è solo un déjà vu. Relativamente mi sembra solo ieri quando ti cerco tra i miei pensieri. Relativamente come quando fuori piove ma non sai dove, relativamente come magica la nebbia, tutto svanisce ma non finisce, tutto svanisce ma non finisce, 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 ma non finisce. Relativamente mi lamento per niente, relativamente sono buono, non perdono, relativamente giudico la gente, relativamente a come pensi tu, forse la vita è solo un déjà vu, forse è solo un sogno oppure la realtà, è tutto relativo alla relatività. Grazie. Grazie mille. Concludo con la terza canzone che è La conta dei ladroni, è una simpatica canzone in qualche modo di protesta. Buon ascolto. Il precariato qualcuno l'ha causato, il precariato qualcuno l'ha causato con i tempi che corrono, con i tempi che corrono,
con i tempi che corrono e certi stipendi come dei pezzenti, tutti svegli alle 6:20 per cercare di pagare il debito pubblico subito, pagare subito il debito pubblico subito, 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 subito. Uè, senti a me sei mai venuto a Napoli? Uè, senti a me sei mai venuto a Napoli? Uè, senti a me sei mai venuto a Napoli? Uè, senti a me sei mai venuto a Napoli? Il mondo è pieno di immondizia e i politici troppi, tanti, sono impressionanti, sembrano giganti, mangiano come elefanti, mangiano come elefanti. 1, 2, 3, questa fetta tocca a me. 1, 2, 3, questa te la prendi te. 1, 2, 3, questa fetta tocca a me. 1, 2, 3, questa te la prendi te. Precipita, precipita, precipita il sistema. Precipita, precipita, precipita il sistema. Precipitevolmente. A qualcuno non importa niente. A qualcuno non importa niente. E io pago. Pago. E tagli, qualunque cosa fai, sempre sbagli. E tagli, qualunque cosa fai, sempre sbagli. Guardino signori e signori, qualcuno si arricchisce, non è cambiato niente per la povera gente. Oh, i ricordi dei bei tempi che furono. L'illusione degli anni '80, l'illusione degli anni '80, e la cicala canta, qualcuno fa la conta. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, questa fetta tocca a me. 1, 2, 3, questa te la prendi te. Questa fetta tocca a me. 1, 2, 3, questa te la prendi te. Precipita, precipita, precipita il sistema. Precipita, precipita, precipita il sistema. Precipitevolissimamente. A qualcuno non importa niente. A qualcuno non importa niente. E tagli, qualunque cosa fai, sempre sbagli. E tagli, qualunque cosa fai, sempre sbagli e io pago. Pago. Pagare debito pubblico subito, pagare subito il debito pubblico subito, 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 subito. E io gli faccio il dito. Grazie mille. Grazie. Ah, ecco. Ora ci vedo. Volevo chiederti quanto Sì. la scrittura fitta del testo, cioè piena di parole, Sì. e ti condiziona a livello di tessuto musicale e melodico che poi devi in qualche modo portare avanti. Sì, allora io magicamente devo dire che le composizioni che ho appena eseguito sono nate spontaneamente, direttamente, piano e voce, tranne la prima che ho composta alla chitarra, per cui posso rispondere che mi è venuto proprio naturale, cioè non ho progettato a priori il testo e poi realizzato la musica, nel senso che è stato proprio una magia, l'ho fatto un po' spontaneamente. E quindi le composizioni sono partite già incollate, musica e voce, in questo modo, ecco, diciamo così. Mentre la prima, O Fresco, l'ho fatta alla chitarra e poi l'ho trasferita al pianoforte, ecco, diciamo così. Scusa ancora, Sì. e quanto, come mai questa citazione parlo del primo ritornello, Sì. questa apertura bellissima tra l'altro, che è una citazione della musica popolare, Sì. voglio dire, che non è tipica delle altre canzoni, appunto. Si sente anche che l'hai composta con uno strumento diverso. Ma come è venuto? In base alle tue conoscenze precedenti, al tipo di una frequentazione diversa musicale che hai avuto prima?
Ah no, ma ecco, diciamo che musicalmente ho la possibilità di scegliere perché comunque ho suonato anche musica popolare, quindi diciamo che il testo, parlando di una realtà tipicamente siciliana, ho voluto utilizzare una musica siciliana, che infatti il tempo è il tempo della tarantella, ecco, diciamo così, ci sono gli elementi ritmici tipici della tarantella, ma anche un po' jazz, ecco così, quindi la scelta mia è stata mirata allo stile, al senso delle parole, ecco, diciamo così. Ho scelto apposta la tarantella come ritmo perché mi piaceva realizzare una cosa tipica, ecco, è stata così. Sono qui. Ah, ecco, sì, ero smarrito. Sì, ho apprezzato particolarmente nel tuo testo i giochi di parole, anche perché ho la fortuna di conoscere il siciliano, essendo nato da quelle parti, e in particolare ho notato che hai effettivamente avuto grande cura. Il tuo testo, il tuo modo anche di scrivere la musica, effettivamente corrispondono non tanto ad un'idea preconcetta che tu hai, secondo me sono un modo cioè nascono da un modo di mettere insieme che spesso non ha un piano, un progetto, ed è questo che rende estremamente libera la tua composizione. Non voglio dire che sia una forma di rap, perché nel rap esiste una base ripetitiva, sì, è qualcosa di molto di più, che mi rende anche comprensibile perché per esempio la commedia sia nata in Sicilia, perché ci sia questa grande componente teatrale anche nell'arte siciliana e nella musica siciliana. Allora, quello che vorrei chiederti è questo, poiché dal tuo curriculum vediamo anche che hai girato molto e hai avuto esperienze che hanno poco a che fare probabilmente con queste tue origini, tu ritieni che la conoscenza di questi altri linguaggi musicali ti abbia cambiato nella profondità, o sei stato tu piuttosto che hai arricchito gli artisti che hai incontrato? Ma io sicuramente sono stato arricchito dagli altri, spero di aver contribuito a dare qualcosa anche alle altre persone che ho incontrato, perché comunque si tratta sempre di interscambio, diciamo, di scambio di linguaggi sia musicali ma non solo, ecco, diciamo così. Condividere è sicuramente fondamentale. Spero di aver sicuramente ho preso tantissimo, ho tra virgolette rubato, ecco, diciamo così, laddove è stato possibile, ma è normale la vita, penso, di ogni artista, di ogni persona che si relaziona, ecco, diciamo, con il sapere, ecco, diciamo così, con la cultura in genere, ecco, quindi sono contento, ecco, diciamo. Grazie. Ok, grazie mille. Proseguiamo con la quarta proposta di questa sera, dando il benvenuto a Muyura. Buonasera. Salve, io vi canterò questa canzone che si chiama Blu ed è uno dei colori che contiene il posto in cui sono nato. Come una scarpa buttata nel mare, senza poeti che ti sanno cantare, un labirinto che nasconde parole, ma non ho ali per poterle trovare. Tu, come ti deo liberato dagli abissi,
con strategie millenarie di Atena, poiché la collera di Marte è sempre viva, non ci saranno concessioni per nessuno. Blu come la lingua delle donne di Urano, come i cieli di Rino Gaetano, come l'inciso più famoso del mondo, quasi vero quanto una promessa di una notte blu, come gli occhi di una ragazza turca seduta accanto ad una donna col burka, come l'inciso più famoso del mondo, quasi vero quanto una promessa di una notte blu. Tu con la tua lingua di piombo e di terra, come macigni che cadono a valle, come nebbia che vince sul faro, come chi è avvolto dalla polvere da sparo, come un magnete nascosto tra le ossa, un incantesimo senza stregoni, un cataclisma preceduto da una scossa, dopo un silenzio lacerato dai cani. Blu come la lingua delle donne di Urano, come i cieli di Rino Gaetano, come l'inciso più famoso del mondo, quasi vero quanto una promessa di una notte blu, come Roccella in un giorno di maggio, come una perla nascosta nel fango, l'inciso più famoso del mondo, quasi vero quanto una promessa di una notte blu. Blu come la lingua delle donne di Urano, come i cieli di Rino Gaetano, come gli occhi di una ragazza turca seduta accanto ad una donna col burka, come Roccella in un giorno di maggio, come gli oceani guardati dallo spazio, come l'inciso più famoso del mondo, quasi vero quanto una promessa di una notte blu, di una notte blu, di una notte blu, di una notte blu. Grazie. Allora, devo mettere un attimo a posto questa chitarra. Vi canto una canzone che parla di questo personaggio che è figlio di quest'altro personaggio che si chiama Rea. Lui riesce ad uccidere suo padre si chiama Crono e rappresenta il tempo, in realtà non lo uccide, lo scaraventa nel Tartaro. Dopodiché giace per 300 anni con la sorella che si chiama Era e fonda l'Olimpo e gli Olimpici. Però capita una cosa un po' bizzarra, perché come lui, figlio, i figli sono i migliori assassini dei padri. Come lui uccide suo padre, lui è stato ucciso dai suoi figli, che in qualche modo siamo noi, che siamo sempre alla ricerca di una verità. E questa verità cambia costantemente. Lui rappresentava una verità. Io ho fatto uno sforzo sovrumano, mi sono messo nei suoi panni e l'ho trovato molto arrabbiato con noi. Questo pezzo si chiama Toro, vediamo se... e parla di lui.
grilletti nella pancia, se mi sfiora esploderò, le mie vene sono mine, all'uranio impoverito, sulle acque dei miei figli in groppa vergini fanciulle, sopra campi di giacinto di mar rosa le amerò, sulle acque dei miei figli in groppa vergini fanciulle, sopra campi di giacinto di mar rosa le amerò. Toro, io sono un toro, bianco e pioggia d'oro, stillo dalle inferriate sulle mie prede addormentate, ma io morirò come tutti gli altri dei. Sì, io morirò come tutti gli altri. Ira, non sotto il sole e gli acquazzoni, ti voglio avere nelle tue trasformazioni, dalla terraferma al mare all'onda i boschi sfiorerò, sotto forma di pennuto sopra un prato ti amerò, dalla terraferma al mare all'onda i boschi sfiorerò, con il cuore di pennuto sopra un prato ti amerò. Cigno, io sono un cigno, il mio lago è uno scrigno di vendette e malvagità che ho donato all'umanità, ma io morirò come tutti gli altri dei. Sì, io morirò come tutti gli altri dei. Sono morti ormai i profeti, vi rimangono i poeti, non lasciateli marcire nel teatrino delle cere, immortalità infelice, mi è rinchiuso nella pietra, nella rima incantatrice, ma la memoria non è vita. La memoria non è vita, la memoria non è vita. Tuono, io sono un tuono, la mia voce non ha più suono. Spargo nei millenni le mie imprese, i miei brandelli, ma io morirò come tutti gli altri dei. Sì, io morirò come tutti gli altri dei, come tutti gli altri dei, come tutti gli altri dei. Grazie. Un ragazzo parte dalla sua terra e cerca di arrivare a noi, perché noi rappresentiamo spesso una speranza quando ci vedono da fuori. Un'altra ragazza lo sta aspettando sempre dalla stessa terra affinché lui possa ritornare da lei e riportarla qui. Questo ragazzo non ci arriva mai qui,
si ferma in questo posto che è una trincea di guerra diplomatica che si chiama frontiera e assume un nome che io non riesco mai a farmelo entrare nella testa in nessun modo. Questo nome è destino. Questo pezzo parla di Amir che prima c'era e adesso non c'è. Ti comprerò una rosa quando ritroveremo la nostra casa. Gli stati sono stati quando hanno stagionate spiagge scure. Amir girava intorno ad un cilindro unto senza coniglio. Sua figlia sta giocando con le stelle marine e le sirene. Ti porterò in Italia perché sei troppo bella per la guerra. Ci asciugheremo al sole, impareremo presto una lingua. Così sussurrerò parole in suoni nuovi e melodie. Comprerò un vestito lungo quanto il deserto che ho attraversato. Ci avvolgeremo piano con gli occhi chiusi come timidi amanti. E poi rincorreremo le città lungo la notte e il giorno, le tue labbra, i tuoi sospiri, nelle feste popolari, cattedrali a Roma e da Palermo partiremo fino a Genova e Milano e poi Venezia, i suoi canali e il mare. Ti porterò in Italia perché sei troppo bella per la guerra. Non lascerò scoppiare ancora un'altra bomba sul tuo cuore. E ti sussurrerò parole in suoni nuovi e melodie. E ti sussurrerò parole in suoni nuovi e melodie. Grazie. Buonasera, ciao. Ciao. Ben trovato. Io volevo chiederti, dopo, cioè conoscendo parte perlomeno della tua storia musicale attraverso
quello che ci hai raccontato di te per scritto, sapere, sembra che il tuo scrivere canzoni sia in questa forma sia abbastanza recente, se ho ben capito. È così o no? Bisogna capire cosa intendi per recente. Di qualche anno, pochi anni, perché so che dalle note che ci hai mandato abbiamo letto che insomma hai una militanza sì, ho scritto per altri. Ho capito, perché la cosa che mi domandavo, cioè la domanda che volevo farti nel caso tu mi avessi risposto sì, è abbastanza recente, era perché hai aspettato così tanto. Evidentemente non è questo. L'altra cosa che ti volevo chiedere, se nel tuo modo di portare la voce, di interpretare, di fare tue le parole, la collaborazione che hai avuto con Petra Montecorvino ti ha in qualche modo influenzato? Ma probabilmente, io parlo però non sento la mia voce qui. Beh, se noi la sentiamo, ok, va bene. Questo. Sì, non solo lei, non solo Barbara, non solo Pietra, però anche gli altri e anche le forme di canzone, grazie, canzone popolare che ho ascoltato, nelle quali mi sono mosso per molto tempo, mi hanno probabilmente influenzato. E poi volevo farti insomma un complimento particolare per questa è una sensazione che provo io e spero provino anche altri per te, cioè per il modo che hai di arrotondare la lingua italiana in un modo insolito. Evidentemente l'uso della lingua dialettale ti ha portato anche a capire che certi spigoli della lingua italiana sono dannosi ai fini di una centratura dell'effetto che si desidera fare. Trovo che nelle tue canzoni questo aspetto sia molto importante e che faccia parte di una piccola conquista espressiva che è tua, personale, quindi congratulazioni per quanto mi riguarda. Grazie. Ci sono altre domande? Il tipo di frequentazione che hai avuto col cinema, questo documentario I Picciotti del Profeta, sì. È stata una richiesta da parte della produzione di quel tipo di cortometraggio di avere una tua canzone, oppure tu già avevi una frequentazione con questo tipo di mondo, o hai pensato che ci fosse qualcosa che facesse il caso di inserire in questo tipo di prodotto? No, mi hanno sempre chiamato per fare qualcosa che abbia a che fare con l'immagine. In quel caso sono stato chiamato dal produttore, se non sbaglio, o da qualcuno dell'Istituto Luce, probabilmente, che ha scelto un pezzo di un disco che non è mai uscito in realtà, che era un disco completamente in dialetto con questa cantante inglese con la quale scrivevamo assieme. Quello in particolare era un pezzo in dialetto, sì, calabrese. E in seguito a questa esperienza hai pensato che potesse essere una combinazione futura da poter effettuare o meno? Cioè, che tipo di effetto ha sortito no, non lo so. l'immagine in relazione al tuo background musicale, insomma? Non mi sono mai posto il problema di collaborare professionalmente e costantemente con il mondo del cinema o delle immagini. Mi occupo di canzoni. A proposito di canzoni volevo farti un'ultima domanda. Ho letto appena adesso che tu stai lavorando al tuo nuovo progetto discografico, no? Sì. Rispetto a quello che abbiamo conosciuto ci sono premesse cioè che tipo di evoluzione, di direzione, oppure se è un ritorno alle atmosfere che già hai utilizzato in questo disco?
è un disco completamente in italiano, per cui dal punto di vista linguistico cambia molto. Anche se, come tu dicevi prima, c'è questa particolare nei confronti della rotondità della lingua, anche perché avendo avuto molto a che fare col dialetto del sud Italia, che è molto, molto spigoloso, specialmente quello calabrese, ho cercato di arrotondare il dialetto calabrese, per cui l'italiano mi veniva molto più facile. È sempre un disco folk, ci saranno sempre delle sonorità folk, degli strumenti, dei grandissimi strumentisti di musica popolare di alto livello, perché ce ne stanno molti, per fortuna, ancora vivi. E quindi ci sarà questo innesto di musica, di strumentazione folk all'interno di una composizione cantautorale. Grazie, c'è un'ultima domanda. Sì, è una curiosità sulla tua forma live. Abitualmente, dato che stai facendo questo nuovo disco con la partecipazione di altri musicisti, quando suoni dal vivo sei abituato ad esibirti solo o hai abitualmente anche un gruppo che ti accompagna? Perché immagino che la forma che possono prendere questi brani, che è una forma cantautorale da un lato, ma immaginando cosa può diventare con altri strumenti, è abbastanza chiara la ricchezza che possono acquisire con la partecipazione di un gruppo. Normalmente come ti esibisci live? Allora, io suono ultimamente sto suonando in duo con un bravissimo percussionista, si chiama Massimo Cusato, anche lui calabrese, e suona un set misto con tamburelli calabresi e tamburi del sud Italia. E poi suono anche con questa formazione di musicisti napoletani, perché io ho vissuto molto a Napoli, si chiamano Slivovitz, sono molto bravi. Alcuni di loro suonano con me e abbiamo suonato anche spesso assieme, quindi diciamo che ci sono queste due azioni. In questo momento sono qui perché gli altri ragazzi sono tutti impegnati, Massimo sta in America, quindi sono venuto da solo. E anche perché si capisce bene quello che ho in testa con la chitarra e la voce. È chiarissimo, è vero. Ti ringrazio. Ciao. Ciao. L'ultima proposta in concorso di stasera, Lettera 22. Buonasera a tutti. Giorni che non c'eri erano pieni di dettagli sovradimensionati, privi di sintassi e di regole e caotici. Me ne restavo immobile vicino alla finestra, il traffico adriatico ed il rumore di una mosca mi collavano e mi stordivano. Una vita fatta di parentesi, di apostrofi mancati e scene tagliate da film diversi. Ora immaginare il giorno in cui ce ne andremo altrove
chissà dove va. I giorni che non c'eri, i giorni erano cei fiori, tagliati appena freschi, lasciati ad essiccare tra le pagine di un libro che non trovo più. Il futuro era un equivoco, qualcosa da cercare, oltre il pugno di chilometri di strada provinciale che mi chiudono, circoscrivono una vita chiusa tra parentesi di ipotesi mancate e scene tagliate da film diversi. Ora immaginare giorni altrui e scivolare altrove, magari non tanto più in là o chissà dove. Fatta di parentesi, di apostrofi mancati e scene tagliate da film diversi. Ora immaginare giorni in cui ce ne andremo altrove, magari non tanto più in là o chissà dove. Una vita chiusa tra parentesi, ipotesi mancate e scene tagliate da film diversi. Ora immaginare giorni altrui e scivolare altrove, magari non tanto più in là o chissà dove. Grazie, questi erano i giorni che non c'eri. Bene, il prossimo pezzo è una breve favola di fenomeni atmosferici e si intitola Continentale. C'è un punto in cui la neve continentale si trasforma in pioggia e non sai dove. Da quel punto in poi c'è solo mare, onde grigio, piombo e nubi basse, e non si riesce a definire quale sia il confine fra acqua e aria. Per quanto resti fermo qui a guardare, saldo come legno sulla spiaggia. A questo freddo non si può rimediare, copre di sale gelido le facce, le insegne dei ristoranti sul litorale. Colla sui balneari, quanti altri passi indietro bisogna fare. Scegliti una stanza in cui aspettare,
Grazie. Grazie. Il prossimo pezzo si intitola Le nostre domeniche. Oh, noi siamo di qui, abbiamo i nostri tempi, le esistenze mute come monumenti, le panchine in marmo su Belvedere, e archi dei loggiati, giardini di quartiere, i nostri nomi sui muri, le guerre inconsistenti, le sere del weekend con le volanti e angoli, vigili e presenti, e c'è sereno stabile nelle nostre domeniche, e c'è sereno stabile nelle nostre domeniche. Noi siamo di qui, siamo così da sempre, uguali come linee dei campi da pallone, bianchi senza macchia, come grano, come la schiuma del mare. Noi siamo come ostie, come carne, come i morti che piangiamo, e c'è sereno stabile nelle nostre domeniche, e c'è sereno stabile nelle nostre domeniche. Perché ogni via attraversa ogni deviazione, è una strada senza sbocco, è un volo dal balcone. Ogni via attraversa ogni deviazione, è una strada senza sbocco, è un volo dal balcone. E c'è sereno stabile nelle nostre domeniche. 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 Grazie, lettera 22, grazie. Grazie. Buonasera Francesco e bentornati. Buonasera, grazie di averci voluto ancora qui. La curiosità nasce dal fatto di avervi lasciato un pochino di tempo fa e dal ritrovarvi dopo questo tempo con una esperienza di gruppo che comunque si è confrontata con un altro musicista, un altro autore,
che avete avuto come produttore artistico dell'ultimo disco che avete fatto. Parlo di Paolo Benvenu che ha collaborato con voi. Ora, quando c'è un gruppo, delle volte serve, delle volte no, ma insomma è bello sempre avere una persona all'esterno che aiuta a mettere a fuoco quello che si fa. In questo caso voi come avete lavorato con lui, come vi siete trovati? In termini artistici, non personali. Sì, dunque, Benvenu ci ha raccolti dopo 2 anni durante i quali, usciti esaltati dall'esperienza di Musicultura, abbiamo portato la nostra musica letteralmente a tutti, anche a chi non la voleva sentire, proprio dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre a Reno. E tornati stanchi a casa ci siamo accorti di aver perso un po' il senso di quello che facevamo, cioè suonare per suonare come parlarsi addosso. E ad un concerto, un secret show, casualmente abbiamo aperto Benvenu. È stato un concerto epifanico per tutti, c'è chi si è perso le chiavi di casa, chi è diventato campione di lancio dei coriandoli, io ho trovato un amore. Benvenu ci ha portati in una sala prove e ci ha detti vi insegno di nuovo il motivo per il quale uno teoricamente farebbe musica, perché ce l'eravamo un po' scordato, ed è cambiarvi l'umore, perché fondamentalmente la gente accende l'autoradio o mette su un CD perché vorrebbe invertire quella serie di colori che da casa al lavoro, dal lavoro alla casa ti ammorbano un po'. E gli esseri umani si sentono piccoli e inferiori, ma dai tecnocrati che ci governano fino alla Banca Centrale Europea tutti sentono musica. E se Draghi litiga con la moglie, le conseguenze le subiamo noi. In realtà quello che facciamo con chitarra, ritornello, voce e con questo ensemble di persone è cercare di ridare centralità ad un'attività che è fondamentale per tutti. Ce la siamo un po' scordata, poi è bellissimo avere questa giuria che sembra pronta ad alzare il grilletto adesso e a tirare il cane, però essenzialmente quello che facciamo è totale condivisione emotiva. Benvenu ci ha messi gli strumenti in mano e ci ha detto ok, io ho i capelli bianchi, più di 50 anni, faccio musica da tanto tempo e so reinsegnarvi ad innamorarvi di questo aspetto, che è quello che ha fatto in modo che fossimo qui stasera con le nostre domeniche. Un po'. Siamo gruppo, quindi tutti. È passato già un po' di tempo da quando avete fatto questo lavoro, per cui da quel punto lì, che è stato evidentemente un rimettere a fuoco quello che volevate fare e come farlo, cosa è cambiato ad oggi? Ad oggi è cambiato che la nostra opera è al di fuori di noi, vive una vita propria nelle vite degli ascoltatori e quindi ha preso 1000 sfaccettature diverse. E la cosa più bella per noi è confrontarci con chi ascolta la nostra musica, chi subisce emotivamente un effetto dalla nostra musica e vedere che scambio possiamo stabilire. E è questo che è cambiato. Il nostro figlio è nato e sta vivendo una sua vita, sta crescendo e cerchiamo di portarlo in giro dal vivo il più possibile. Vado all'università. Esatto. Grazie. Vi salutiamo se non ci sono altre domande. Grazie. No, c'è una domanda. C'è una domanda allora. No, io volevo sapere questa progressione che è un termine forse inopportuno, nel senso non si sposa bene con il tipo di percorso che avete fatto. Partendo da un amore sviscerato per il progressive, insomma io ne conosco in tempi remoti o abbastanza consistente, come siete arrivati alla soluzione o alla proposta, parlo del primo brano per esempio e di alcuni brani precedentemente presentati, di un pop britannico secondo me che traspare insomma da qualche parte, o perlomeno dal fatto di proporre una strofa e un ritornello che in qualche modo possano essere memorizzati, cosa che all'inizio era assolutamente non frequentabile questo tipo di soluzione. La ringrazio della frecciatina personale, io sono quello senza capelli, quindi era proprio del progressive era mia, ragazzi, scusate, vi toglierò da queste secche. No, in realtà con l'età ci si rende conto che le cose più belle sono quelle
più immediate e sincere, visto che da un certo punto, in un certo nostro modo di fare musica, la spontaneità ci ha salvato, vista la differenza anagrafica, visto anche il fatto che è difficilissimo proporre quello che fai in un arco temporale che è minimale. 2 minuti e mezzo dovrebbero essere lo standard della soglia d'attenzione secondo i discografici. Dopo 35 secondi deve entrare un ritornello, dopo 4 minuti deve arrivarti la ricevuta bancaria del fatto che abbiano scaricato su iTunes il pezzo. La vita è breve, ce n'è una sola. Il rischio è, se esci di casa, di incontrare degli esaltati in calzamaglia che ti dicono che il loro Dio è più vero del tuo, il tuo è una leggenda metropolitana, quindi te sparo. Abbiamo elaborato tutto questo percorso arrivando a dire sì, sono solo canzonette, come quelle dei 20 giorni fa erano solo vignette. Noi vorremmo scendere e toccarvi uno per uno e crediamo sinceramente a questo potere aggregante della musica. Quindi finché ne abbiamo la forza abbiamo deciso di spogliarci. Chiamare Benvenue è stato per esempio il chiamare in causa un arbitro esterno e uno che ti dica guarda, questa è una bellissima trovata, questo è il tuo modo ampolloso di suonarti addosso. Poi le mode cambiano e i nomi dei generi musicali variano, però il senso è questo, arrivare il più direttamente possibile a chi sta lì sotto. Grazie dell'attenzione. Allora, come forse molti di voi sanno, consuetudine assegnare alla fine di ogni serata delle audizioni un riconoscimento che noi abbiamo intitolato un certain regard alla performance che più ha impressionato la commissione d'ascolto, senza che questo sia direttamente da collegarsi al passaggio o meno tra i 16 finalisti che poi accederanno alla fase successiva del concorso. Allora, trattandosi di una prima serata ed essendo potete accendere le luci di sala per favore, in questo momento il preludio le luci di sala essendo nella giornata di apertura di queste edizioni ed essendo ospiti per la 10ª volta di questa bellissima struttura, di questo bellissimo teatro, grazie all'ospitalità della Società Filarmonico-Drammatica, ho il piacere di chiamare sul palco per la consegna di questo premio Alfonso Cacchiarelli. Rumori strani, non vorrei che la chiamata determinasse incidenti indesiderati. Sta arrivando. Eccoci. Buonasera, scusate, ma ero stato chiamato in un'altra sede. Bene, siamo pronti? Scusate. Stavo chiedendo chiarino. È stato comunicato perché nelle prime serate spesso si possono capitare dei difetti di comunicazione. Volevo essere sicuro, magari se mi dite voi un attimo. Allora, no, perché mi hanno preso di corsa, vieni, corri. Stasera c'è un ex equo. Allora. Il premio al certain regard va a Paolo Russo e a Muyura. Paolo Russo, Muyura. Bene. Altro?
Ecco, grazie. Complimenti. Saranno qualcosa. Allora, un attimo consentito. Targhe, una. Ecco. Congratulazioni. Vi ringraziamo ancora il Presidente Alfonso Caccarelli. Scusate di nuovo, grazie a voi. E come tutti sapete, la serata si chiude in bellezza, perché adesso vi lascio nelle mani e nella voce di una cantautrice che nella sua carriera non ha ceduto un grammo di integrità, e che ha scritto, scrive e scriverà delle canzoni destinate a rimanere. È spesso nei pensieri e nei cuori di noi di Musicultura, Mariella Nava. Buonasera, mi sistemo un attimo il pianoforte e l'asta soprattutto. Non so se mi vedete con questo quadernone. Che dire, per me intanto è bello stare qui e vedere che la musica continua a venire fuori, a nascere, a trovare i suoi motivi per esserci, insomma. E quindi grazie anche a voi che siete qui e che applaudite, che ascoltate, che apprezzate, insomma. È una cosa bella, è un bel conforto. Grazie a Musicultura. Io apro questo spazio con una canzone che parla di violenza sulle donne, nel senso, è detta così, dà quasi fastidio, l'ennesima canzone. E invece credo che non ci si debba mai stancare di parlare di questo argomento. E io però, quando ho scritto questa canzone, ho cercato un'inquadratura che fosse quella già del riscatto da parte della donna, insomma, del suo tirarsi fuori da un momento buio, perché è quello della messa verbale. Quindi ho fotografato diciamo il domandare da parte di un commissario e la risposta sua, insomma, di questa donna che deve denunciare l'ennesimo abuso sessuale del suo compagno di vita. Mi dica il nome ed il cognome, tutte le generalità, la residenza, abbia pazienza, si segga un attimo qua. Vuole qualcosa, un sorso d'acqua, ritrovi lucidità, riprenda fiato e pensi bene a ogni parola che dirà. Da quanto tempo e quanti figli lui che lavoro fa, spesso ubriaco, certo è un dettaglio, ma che rilievo non ha. E perché adesso, quando ha deciso, perdoni la curiosità, a testimoni o è qui da sola, certa di dire la verità, la verità. In nome dell'amore e della forza che mi ha portata fin qua, in nome del coraggio e di questa storia che più confine non ha, in nome della ragione e di ogni angolo di libertà, in nome di ogni donna che ancora grida e ancora griderà. Mi creda per carità,
mi dica il testo con più serenità, descriva meglio, scusi se insisto, serve puntualità, mi mostri pure le prove e i segni e la formalità. Che cosa intende lei per abusie? Quanti altri lividia? In nome dell'amore e della forza che mi ha spinta fin qua, in nome del coraggio e di questa storia che più confine non ha, in nome di un diritto e di ogni briciolo di libertà, in nome di ogni donna che ancora nasce, ancora nascerà, mi aiuti per carità. Oh no, no, in nome della ragione e di ogni angolo di libertà, in nome di ogni donna che ancora viva, ancora vita vorrà. Mi aiuti per carità. Metta una firma qua. Tolgo questo libro per un attimo, poi dopo ci vediamo meglio. Dunque sto cercando di scaldarmi la voce perché sono stata zitta lì per parecchio tempo. Invece io solitamente prima di cantare canzoni anche impegnative faccio tutti i miei esercizi, però spero che mi arrivi soprattutto la voce su questo brano che mi è stato proprio chiesto espressamente venendo qui. È un brano che fu censurato, dico la verità, quindi un brano che appartiene proprio al mio primissimo periodo, era il 1989-90, fate un po' il conto, io inizio a essere vecchia. E quindi insomma quando scrissi questa canzone, in effetti volevo un po' parlare d'amore al femminile, perché insomma per gli uomini è sempre lecito farlo, no? Scrivere canzoni belle, intense, che descrivono tutto, e alle donne invece no. Quindi io mi sono chiesta, ma perché una donna non può descrivere cosa prova in un momento altissimo, profondissimo d'amore? E quindi l'ho fatto, forse anche un po' così imprudentemente, perché poi qualcuno si accorse di qualche frase forte e mi chiese di cambiarla, di modificarla. E fu proprio Maurizio Costanzo a chiamarmi poi lì in trasmissione e a dire: no, tu vieni Mariella a cantarla per un po' qui da me. Era il Maurizio Costanzo Show e devo dire veramente difficile, ci sono delle note molto alte, spero di riuscire a beccarle. Allora, dentro di me questo è. Come sei salato, avrei dovuto assaggiarti prima, ma oramai t'ho ingoiato ed è quasi mattino. Sei un pezzo raro o è su di me che hai un effetto strano? Forse è perché ti amo. Io ho preso la rincorsa e mi sono persa nel tuo labirinto. Mi hai portata, hai vinto. E dici chiudi gli occhi, prendi tutto che partiamo. Ma dove ci dirigiamo? Dentro di me, dove ti stai portando? Dentro di me,
volando dentro di me, fin dove stai salendo, ora che t'appartengo, ti raggiungo. Hai avvistato le frequenze più alte del cuore come certificato e mi fissi, sorridi, non giurarmi se non chiedo, sai che se no ci credi. Stai arrivando dentro di me, dove ti stai portando diversi me, fin dove stai salendo, ora che t'appartengo, ti raggiungo, ti raggiungo. Fino a prenderti nell'anima. Grazie. Bene. Do diesis a voce fredda e dura, però l'amore può anche fare questo, il pensiero del momento in cui ho scritto questa canzone, l'ispirazione. E devo dire che insomma tra le canzoni che sono state poi in qualche modo apprezzate, oltre a questa, ce ne sono anche quelle che sono rimaste un pochino più nascoste e che avevo anche tentato di portare al Festival di Sanremo, però forse questo coraggio di prenderla non c'è proprio stato. E una in particolare per cantare, che è in realtà è un monologo di un malato terminale, un ragazzo, e l'ho scritta nel 1997 e quindi parla di AIDS. E sappiamo bene insomma che questa sembra una malattia ormai già superata, sconfitta, ci sono delle cure molto, molto buone che riescono a far convivere a lungo la malattia, ma che non va per niente abbassato il livello di guardia, quindi ogni tanto io la faccio ascoltare, la ricordo, perché purtroppo insomma è ancora invece un male che è lì attento a pungerci, a farci da nemico. E che dire, è molto difficile anche questa da cantare, però spero di riuscire a dare il senso di quello che volevo comunicare quando ho scritto questa canzone. Piano inclinato. Cos'è che mi tieni qui dentro una tagliola in cui nessuno viene? Questo respiratore e gli aghi nelle vene sono le catene.
resto in equilibrio, fermo a metà fune, non torno indietro, no, 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 no. Non sono rassegnato, mi aggrappo, scivolo su questo piano inclinato. Perché voglio vivere e vivere ancora, oltre questo odore acre che brucia nella gola. Perché voglio vivere e ricominciare con i miei pochi anni e quel tanto che ho da fare. Potessi raggiungere i piedi del letto, sfondare il guardrail di un viaggio maledetto, stroncare le 4 stronze lettere in fila che tolgono forza, asciugano la saliva, rugando, macchiando, spaccando la pelle, che sputa quel sangue veleno ribelle. Intanto il mio corpo diventa nemico, mostrando l'abisso dove mi dirigo. Sulla strada vado, lentamente cado in quella nera palude, sotto una notte fuoco che mette fuori gioco e la mia alba esclude. Ma io voglio vivere e ricominciare, dalle mie lenzuola un paracadute per volare. Voglio sopravvivere e saltarne fuori. Trovatemi la cura e svegliate quei dottori. Questa discesa contro di me l'aria è ferma, si è arresa, da qui mi dive non ne sono capace, ma sbatte le ali quel tempo rapace, mi punge e mi stritola dentro le ossa, lo sento, lo prendo ed è come una scossa, quell'ultimo sintomo per essere vivo. In questo silenzio bagno gli occhi e cammino, tra fanno di passi, rintocchi, respiro e febbre compagna e nient'altro vicino a pulirmi le labbra dell'ultima piaga. In questo sudore ogni immagine annega e appari di fronte, sei netta e presente, ti sfido guerriero in questa camera ardente, ti vedo spietata assassina, ti ho in pugno, seduco te adesso perché ne ho bisogno, per quella tua culla di tela di ragno, sto quasi pregando e più non mi vergogno, stringo i miei denti, siamo qui faccia a faccia, io grido la vita e tu allarghi le braccia, in questo reparto confine del mondo e quel muro di occhi che ci fa da sfondo in questa battaglia, cosa crede che perda? Sono pronto se vuoi morte, fanculo, merda, merda. Grazie. Grazie, grazie. E poi tra queste canzoni sapete bene che mi cimento in canzoni più melodiche, quelle che fanno un po' onore alla nostra migliore melodia, perché insomma noi veniamo da quella, quindi tradirla non ce la faccio a tradirla, nel senso mi piace ogni tanto farmi anzi cullare, quindi mi lascio andare alle note che mi nascono collegate fra di loro in un disegno, così come la melodia vuole. E allora nacque nel 1994 più o meno questa canzone che insospettabilmente, devo dire,
ha fatto il giro di tante chiese, nel senso che non trovava la voce giusta, ma poi attraverso una doppia interpretazione, una di Flavia Astolfi al Festival di Sanremo, Nuove Proposte come categoria, e fu scartata, fu proprio fatta fuori subito la canzone, perché forse risultò troppo difficile. Presa invece da Bocelli nel suo disco Romanza, ha fatto il giro del mondo ed è ad oggi la mia canzone veramente che è andata più lontano. Eccola, Per amore. Io conosco la tua strada, ogni passo che farai, le tue ansie chiuse, i vuoti, sassi che allontanerai, senza mai pensare che come roccia ferma io ritorno in te. Io conosco i tuoi respiri, tutto quello che non vuoi, lo sai bene che non vivi, riconoscerlo non puoi, e sarebbe come se questo cielo in fiamme ricadesse in te, come scena su un attore. Niente, solo per amore hai sfidato il vento e a un lato mai diviso in cuore stesso, pagato e riscommesso dietro questa mania che resta solo mia. Corso senza fiato per amore, perso e ricominciato, e devi dirlo adesso, quanto di te ci hai messo, quanto hai creduto tu in questa bugia. Sarebbe come se questo fiume in piena risalisse a me, come china il suo pittore. Per amore hai mai speso tutto quanto, la ragione, il tuo orgoglio, fino al pianto, lo sai stasera resto, non ho nessun pretesto, soltanto una mania che ancora forte è mia, dentro quest'anima che strappi dirlo adesso, sincero con te stesso, ti costa almeno questo andare via, e sarebbe come se tutto questo mare annegasse
Insomma, è ovvio che vogliate anche voi ascoltare quella famosa canzone, no? Quella che nasce da un aggettivo sostantivato, anche un po' fastidio, perché quando qualcuno dietro si dice "ah, vecchio", un po' ti rode, no? E allora io, anche se ero molto giovane, era il 1991, a 31 anni, e ecco, allora lì osservavo la vita che passava, osservavo che c'erano alcune persone così parcheggiate un po' impropriamente in zone anche nascoste a volte, in angoli abbandonati, oppure case di riposo, oppure insomma questo tipo di realtà. E devo dire che avevo ricevuto anche una domanda da parte di un grande cantautore come Renato Zero, con grande fiducia. Mi aveva detto: scrivi Mariella una canzone, anzi mi ha detto: te scrivi bene, scrivimi una canzone pure a me. E quando io insomma ho ricevuto questa domanda, non credevo ai miei occhi e alle mie orecchie. Ho detto: ma è Renato Zero che chiede a me di scrivere una canzone per lui, ma cosa posso fare io per Renato Zero? E devo dire la verità che lui mi guardava, mi osservava in questo mio lasciarmi nel vuoto, insomma, e nella quasi incredibilità del momento. Ma devo dire veramente, lui ha detto queste esatte parole. Mi ha guardato e ha detto: Anni, che ci sta a pensare? Ho detto: sì, io sto pensandoci, perché non credo di riuscire ad aggiungere nulla alla grande storia che tu già hai. E lui mi ha detto: ho capito, Ni, te va a fare un cazzo. E se ne stava andando. E io sono rimasta un po' così spaesata. No, aspetta Renato, visto che mi sfidi ci provo. E quindi ho ricollegato a queste immagini che avevo trovato, avevo visto, e poi avevo letto una frase che diceva che l'unico sistema sicuro per vivere a lungo è proprio invecchiare. E allora questo voler arrivarci ma averne anche un po' paura, l'ho messo un po' in questa canzone che si intitola Spalle al muro, per volontà di Renato, perché era il primo verso, ma tutti la conosciamo come Vecchio. Eccola qui, la storia la conoscete. Spalle al muro, quando gli anni son fucili contro, qualche piega sulla pelle tua, i pensieri tolgono il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita, scendi piano, cordi giù, lasceranno che i tuoi passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti. Che sei vecchio, con tutta quella forza che c'è in te, vecchio, quando non è finita, hai ancora tanta vita e l'anima la grida e tu lo sai che c'è, ma sei vecchio, ti chiameranno vecchio. Viene su, vecchio, sì, con quello che hai da dire, ma vale 4 lire, dovreste già morire, tempo non ce n'è più, ragione non hai più, e ogni male fa più male
tu risparmia il fiato, prendi presto tutto quel che può, yeah. Faranno in modo che il tuo viso sembri stanco, inesorabilmente più appannato per ogni pelo bianco. Ti scoppia il cuore, non devi far rumore, anche se hai tanto amore da dare a chi vuoi tu, ma sei vecchio, ti insulteranno vecchio, con tutta quella smania che sei tu, vecchio sì, e sei tagliato fuori, le tue convinzioni, le nuove sono migliori, le tue non vanno più, ragione non hai più. Vecchio sì, col tanto che faresti, adesso che potresti, non c'è di perché esisti. Perché respiri tu. Rimetto qui il leggio in piedi e metto un testo perché volevo richiamare sul palco per salutarvi sempre in musica chi ha aperto questa serata musicalmente, vale a dire il grande Renzo Rubino. Ah, c'hai quello tuo tu? Sì, l'ho messo qui perché non si Ma può ce lo sbagliare. ricorderemo adesso perché abbiamo fatto una prova molto veloce. E ci sembrava giusto in questo contesto fare un omaggio e quindi abbiamo detto vabbè, che facciamo a una persona, un personaggio che ci appartiene veramente, no? Che ci è entrato nel cuore, che Un personaggio che ha segnato un pochettino tutti, no? Perché poi aveva un'anima incredibile e le sue parole, i suoi dischi fanno parte proprio del mio percorso e della vita di tutti noi, tanti, e Piazza Plebiscito l'ha dimostrato perché è stato bellissimo quel momento in cui si è riempita da sola perché si sono dati appuntamento a festeggiare la grande musica del grandissimo Pino Daniele. E allora vediamo un po' se ci riesco. Tu dimmi quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca, forse è in Africa che importa. Tu dimmi quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso, verso un giorno disperato, ma io ho sete ancora.
adesso amore sono stanco, perché penso al futuro. Tu dimmi quando siamo angeli che cercano un sorriso, non nascondere il tuo viso, perché ho sete ancora, e vivrò, sì vivrò tutti i giorni per vederti andar via, fra i ricordi e questa strana pazzia. Il paradiso che non esiste, chi vuole un figlio non insiste. Tu dimmi quando ho bisogno di te, almeno un'ora, per dirti che ti amo ancora. Tu dimmi quando lo sai che non ti avrò, e sul tuo viso sta per nascere un sorriso, ed io sete ancora, ho sete ancora. E vivrò, sì vivrò tutto il giorno per vederti andar via, fra i ricordi e questa strana pazzia. Il paradiso che forse esiste, chi vuole un figlio non esiste. Tu dimmi Mariella Nava, ciao. Buonanotte a tutti, l'appuntamento è a domani. Ora Mariella Nava e Renzo Rubino. Renzo Rubino tra l'altro vi aspetta, per chi lo desidera, domani a Porto Sant'Elpidio per un suo concerto. Buona serata.